È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Il Napoli sta tenendo d'occhio il mercato e un nome che potrebbe tornare nei radar del club in estate è quello di Borja Sainz, giocatore del Norwich in Championship. Secondo il giornalista Matteo Moretto, il club partenopeo ha già mostrato interesse per l'ala spagnola durante la finestra invernale e potrebbe riprovarci a fine stagione. A 22 anni, Sainz sta vivendo un momento incredibile in Inghilterra, con 15 gol e 3 assist in 27 partite. È un giocatore versatile, capace di giocare su entrambi i lati del campo, e si distingue per la sua velocità, tecnica e aggressività in attacco. Oltre a essere un dribblatore naturale, ha un ottimo tiro che lo rende una minaccia costante per le difese avversarie. Con la quasi certa partenza di Kvaratskhelia e i cambiamenti nella formazione d'attacco del Napoli, Borja Sainz potrebbe essere un'ottima alternativa per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Ma il Napoli riuscirà a battere la concorrenza e a portare il giovane talento spagnolo in Serie A? E ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Borja Sainz sarebbe un buon acquisto per il Napoli? O il club dovrebbe cercare un altro nome in attacco? Commentate qui e partecipate alla discussione.